Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano ragazzi, la Milano-Torino, eccola qua la mappa della tappa, molto dura ma ragazzi bruttissime notizie, oltre vabbè, ai grandissimi avversari che abbiamo, e questo insomma lo sapevamo, c'erano veramente bestioni. La cosa più brutta, tra cui anche Fabio Aru, che spero sia lui il vincitore, perché ragazzi il Comendone è infortunato, quindi abbiamo la croce rossa sulla forma perché abbiamo raffreddore e influenza. Posso fare lo stesso la gara, però ragazzi già era dura prima, adesso la vedo proprio impossibile. Comunque noi ci proviamo, insomma ragazzi. Abbiamo fatto grandi prestazioni questo primo anno. Ho evitato anche di registrare perché ci siamo staccati completamente, meno 3 di giornata, l'infortunio si sente ragazzi. L'infortunio si sente, vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione, io ci provo anche, ma addirittura non siamo neanche nel gruppo principale, è un disastro, un disastro. Un disastro ragazzi, peccato, la Milano-Torino era una bella gara importantissima, con tanta gente, fortissima, ma il Cume era troppo fuori forma, questa influenza è stata troppo pesante e il Cume l'ha pagata. Tanto va a vincere domenica o Pozzovivo, stravince Pozzovivo, poi Michael Kwiatkowski, Ulissi, Aru, Costa e Bentancur. C'era tantissima gente forte, lo sapevo, però speravo insomma almeno di finire tra i primi 30-20, invece l'influenza ha massacrato il Cuba. Che siamo veramente, veramente indietro. Povero Cuba. Brutto finale, brutto finale. Finisce qua. Vediamo la mappa. Siamo molto più in forma, non siamo più infortunati, per fortuna infatti è passato solo un giorno. C'è Peter Sagan come strafavorito, veramente che qua la gente è veramente forte, però cioè, con una forma, almeno con un più 1, un più 2 possiamo dire la nostra secondo me, però forse l'ultima vittoria ci è stato troppo, aveva fatto festoni, quindi non riusciamo più a trovare la forma ideale. Vediamo comunque, presso a poco ci collegheremo qua, comunque è la parte più importante per seguire questo Giro del Piemonte da Fossano a Biella. Dura meno 5, sto tentando di recuperare, anche qua per non perdere proprio troppo, però niente. La forma se n'è andata, signori. La forma se n'è andata proprio in queste gare che speravo di far bene, invece niente. Siamo stra indietro, signori, stra indietro. Possiamo andare anche più veloci, tanto. Eh sì, 2 gare proprio buttate via. Mamma mia, che disastro. Vado al massimo, tanto proprio per non arrivare 109esimo. Sono andato 89esimo nel giro nella Milano-Torino. Quindi insomma, ecco. Poi arriverò ancora peggio. Il Cume non recupera dall'infortunio. Vince Peter Sagan di brutto. Per il Cume una delusione atroce. Brutto finale di stagione, signori, eh. Andiamo a chiudere la stagione con la Coppa Sabatini, dopo 2 delusioni totali, veramente, in questo circuito qua da Legoli a Peciolli, e niente, speriamo di non essere proprio a meno 5, a meno 4, se no la gara è già segnata. Ultima della stagione avevamo meno 1, quindi dai, non malissimo rispetto alle ultime uscite, e vediamo cosa riusciamo a fare. Siamo nel secondo gruppo, 35 corridori, abbiamo 1 minuto e 25 dal gruppo 3, che comunque sarà recuperato, secondo me alla fine sarà una arrivo in volata, a mio modestissimo parere. Questo circuito qua si chiude con una salita non troppo impegnativa, adesso vediamo. C'è bisogno del miglior Cume però, che purtroppo non c'è. Il Cume si sta staccando un po', attenzione. Attenzione, il Cume lo stanno staccando un pochino. Ti prego Cume, non perdermi la scia. Il Cume sta perdendo leggermente la scia, porca trota. Il Cume ha perso la scia. La ripresa però ha fatto fatica però ragazzi, eh. Allora, siamo nelle one però, eh. Siamo nelle 1, devo stare davanti a sto gruppo, c'è poco da fare se voglio avere speranze. 8 km signori, 8 fottutissimi chilometri, ma il Cume è stanco, lo si vede che è stanco. Siamo in 33 per l'ultima gara per la Coppa Sabatini signori, la voglio. Però siamo con un meno 1 molto fastidioso.
Tra un po' vai anche di gel. Non ho tanta birra in corpo, eh. Adesso vediamo che si può inventare il Cume. Che si può inventare il Cume. 3 chilometri. C'è una tensione palpabile, signori. C'è una tensione palpabile, il Cume ci prova adesso. Il Cume vuole tentare un po' prima. Attenzione al Cume che ci prova un po' prima. Attenzione al Cume che ci prova un po' prima. A 1 chilometro. E il Cume vuole l'ultima vittoria. Il Cume è partito bene, però è dura. Il Cume è partito bene, però è dura. Infatti, purtroppo. Non ce la fa. Il Cume non ce la fa. Vediamo se riesce a tenere qua almeno la quarta o quinta posizione. Sesto. No, quinto, bravo. Va bene, chiudiamo quinti. Chiudiamo quinti. Meno uno avevamo fatto anche troppo. Bravo comunque come finisce la stagione. Quinto posto come indiano alla Coppa Sabatini. Non male, non male. Dopo le 2 delusioni. È arrivato comunque un buon quinto posto. Purtroppo non avevo la forma. Però sono partito nel momento giusto. Questo mi fa piacere, insomma. Mi rende orgoglioso di essere un Cuba. Ok. Vince il sudafricano Himpey. Landroni giocattoli prima, il prossimo anno vado a Landroni, signori, eh? Eccoci qua, un buon quinto posto. Ok, vediamo se riesco ad arrivare a livello 12, ma non penso, la vedo un po' dura. Infatti era un pochino dura. Allora ragazzi, finita la stagione, siamo già con la nuova, sono già selezionato le gare dall'1 gennaio al 31 marzo, questa è la classifica però con dei bug, non capisco, penso probabilmente per dei ritiri, perché era la classifica l'ha vinta Contador, non capisco perché c'è Joaquin Rodriguez a 0 quando nella classifica che avevo visto, quella diciamo normale, c'era Contador prima. E Rodriguez ha 36 anni anche senza squadra, quindi vabbè. Anche la squadra, la Movistar è la prima, mi mette 0, quindi vi chiedo ragazzi se c'è un bug o se c'è un motivo di sta roba, perché la Movistar, la classifica è così proprio, Movistar prima, Tinkoff secondo, Discovery terza e così via. Questo qua non c'entra un cazzo, se è un bug insomma scrivetemelo voi. Nella Continental ha vinto Hidwar, qua tutto a posto, il terzo si è ritirato, era Renshov, quindi qua ecco, ci sta, nel senso fatalità si è ritirato, quindi sarà per quello. E la classifica Continental è questa, quindi giusta. La Milano Sanremo l'ha vinto Christoph, la Ronde Van Dagelkolb, la Parigi-Roubaix Van Mark, la Liegi-Bastogne Valverde, Lombardia Wellens, Luci World Championship Christoph, Luci World Championship Dennis, questo non lo conosco sinceramente ragazzi. Tour de France Chris Froome, la Vuelta Contador, il Giro d'Italia Nibali, e quello che ha vinto di più come al solito Mark Cavendish, la squadra, la Quick Step, e come nazione la Francia. Record penso che non penso che sia cambiato niente, nel senso record vabbè sono troppo lunghi, performance lo stesso, non penso ci siano state. Ah no, Vincenzo Nibali ha vinto almeno una volta uno dei tour più importanti nel corso della carriera. Vabbè, mi dà Nibali così, non capisco il perché, vabbè. Ok. Star dell'anno, signori, nel 2015 ha vinto Alberto Contador, quindi diciamo il pallone d'oro. Il velo d'oro dovrebbe essere nel ciclismo, l'ha vinto Albertino Contador, addirittura Nibali fuori dai primi 3. Vabbè, insomma, una cosa un po' curiosa, stanno boicottando gli italiani. Raga, sotto il comandante veneziano nella prossima stagione, cioè questa, con Androni Giocattoli punta a far bene. Il primo tour sarà il Tour di San Luis in Argentina. Ciao!